Maltempo, i danni sulla costa superano i 30 milioni di euro, 15 per le spiagge erose, altrettanti per i danni alle attività private, compreso il ponte di barche tra Jesolo e Eraclea. Comunali, dopo la conciliazione in tribunale tra il Comune e i sindacati dei dipendenti di Cafarsetti, sono in corso le trattative per il loro nuovo contratto. Richiedente asilo africano è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a sorpresa a spacciare droga in sella alla sua bici. Il fatto ieri sera a Marghera, in via Rizzardi. Questa mattina, dopo lo sfratto, volevo andare in strada e ammazzarmi, racconta tra le lacrime la sua odissea l'ex idraulico 57enne di Marghera, da oggi senza casa. Emergenza casa, nuovo scontro a Cafarsetti con il PD che invita la Giunta a fare dietrofront sul blocco di tutti i bandi per l'autorestauro di alloggi pubblici. Il Comune non spinga la gente ad ammazzarsi, parole della consigliera leghista Silvana Tosi, che accusa la maggioranza di immobilismo politico sul fronte emergenza casa. A Marghera per Natale 52 giorni di appuntamenti dal 24 novembre fino al 13 gennaio con i mercatini, anche la grande novità, la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli, ancora un aggiornamento sul maltempo che nelle scorse settimane ha colpito non solo la montagna ma l'intero Veneto. Il conto dei danni sulla costa supera i 30 milioni. Il servizio 15 milioni di euro perduti per le migliaia di metri cubi di spiagge erose, altri 2 per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti spiaggiati tra Bibbiona e Rosolina e un'ulteriore quindicina di danni alle attività private, principalmente stabilimenti marittimi, ma anche il ponte a pedaggio tra Jesolo e Eraclea. Ammonta quindi a circa 32 milioni il costo della devastazione portata alla costa veneta dall'ondata eccezionale di maltempo di 2 settimane fa. La stima, ancora parziale, è stata elaborata dai tecnici della Regione, che ieri hanno accompagnato il vicegovernatore Gianluca Forcolina all'incontro con i sindaci del litorale. Presenti i primi cittadini di Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Caorle, San Michele al Tagliamento e Portoviro. Le amministrazioni comunali sono state invitate a preparare nel minor tempo possibile una relazione dettagliata dei danni registrati in ogni località, da consegnare poi al neocommissario per l'emergenza in Veneto, il governatore Luca Zaia. Il governo ha promesso di stanziare per la nostra regione circa 250 milioni di euro, informa Forcolin, da destinare principalmente al Bellunese e all'altopiano di Asiago, che hanno subito i colpi più duri. Una parte importante di queste risorse, assicura il vicepresidente, arriverà però anche alla costa. Alla gara di solidarietà, che ha già portato i veneti a donare oltre 1 milione per il sostegno alle popolazioni colpite, si è aggiunto frattanto anche il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ieri ha deciso di dare la possibilità ai propri dipendenti di poter dedicare un'ora del proprio lavoro al sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali e contestualmente mettere a disposizione le nostre strutture tecniche e amministrative ai comuni che dovessero averne bisogno per espletare le loro pratiche amministrative, perché evidentemente ci sarà un carico di lavoro straordinario per piccoli comuni. Sono in corso le trattative per il nuovo contratto dei dipendenti di Cafarsetti dopo la distensione arrivata ieri. Dopo la conciliazione in tribunale tra il Comune e i sindacati dei dipendenti di Cafarsetti, i rappresentanti dei lavoratori e quelli dell'amministrazione si sono riuniti per trovare un'intesa sul nuovo contratto decentrato. Le trattative sono cominciate nel pomeriggio e proseguiranno probabilmente fino a tarda ora. Si deve uscire da questa intesa, noi speriamo questa notte, anche proprio staremo qui sino all'ultimo perché siamo convinti che non si possa più mantenere una situazione di conflittualità che non serve alla città e non serve ai lavoratori. La conciliazione delle scorse ore, spiegano dalla CGIL, non è in alcun modo il riconoscimento delle ragioni del Comune e l'accettazione del contratto decentrato 2017, bocciato con referendum da più di 2000 lavoratori. Abbiamo preso questa decisione per provare a raggiungere un'intesa che cancelli quel contratto con un nuovo accordo sindacale. Serve un contratto decentrato che nel costruire condizioni di lavoro migliori, orari flessibili, discussione partecipata, sistemi di valutazione coerenti e distribuzione delle risorse che guardi sia al merito ma anche all'equità, si possa fare in modo che questo contratto risponda anche alle esigenze non solo dei lavoratori ma di tutta la città. Il nostro punto di vista e quello dell'amministrazione comunale restano distanti, puntualizza Daniele Giordano, ma sulle questioni contrattuali riteniamo di poter trovare una sintesi.
È chiaro che noi non cambiamo il nostro punto di vista, l'amministrazione sta puntando solo e soltanto in assunzioni nella polizia locale come se fosse l'unico settore strategico della città. Noi invece siamo convinti che serva appunto rilanciare l'anagrafe, che servono rilanciare i servizi educativi, che serva una visione di servizi al servizio della città e non al servizio delle campagne elettorali o della propaganda. Siamo alla cronaca, altro episodio di aggressione nel carcere, il sindacato SAP lancia l'allarme. Un detenuto magrebino si è scagliato contro un agente e gli ha lanciato uno sgabello mandandolo all'ospedale. È successo mercoledì nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Lo riferisce il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, che torna a lanciare l'allarme su episodi violenti nelle carceri italiane. Ogni giorno nelle carceri succede qualcosa ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre, ha dichiarato Donato Capece, segretario generale SAPPE, che aggiunge: giungono notizie di aggressioni quotidianamente. Non è un caso se da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto, gli eventi critici sono decuplicati, ha concluso. Le Fiamme Gialle veneziane hanno arrestato a Marghera un richiedente asilo per spaccio di stupefacenti. Mercoledì sera i militari della Guardia di Finanza di Venezia hanno arrestato a Marghera un immigrato di origine africana in possesso di circa 1,5 etto di droga. Il giovane, richiedente asilo nel 2011, stava percorrendo in bicicletta via Rizzardi quando è stato affiancato da un'autovettura i cui occupanti con ogni probabilità erano alla ricerca di stupefacenti. Gesti che non sono passati inosservati a una pattuglia dei Vaschi Verdi che stava perlustrando la zona in auto. Alla vista dei finanzieri il conducente dell'auto ha frettolosamente ripreso la sua corsa, ma è stato intercettato e sottoposto a controllo poco dopo. Aveva 45 grammi di marijuana tenuti in una tasca dei pantaloni, insieme a varie banconote di piccolo taglio e 3 telefoni cellulari. L'operazione è continuata nell'appartamento di Marghera utilizzato dal ragazzo, dove in seguito alla perquisizione sono stati rinvenuti altri 105 grammi di marijuana nascosti in uno zaino e oltre 3.000 euro in contanti, più un taglierino, carta argentata, bustine di plastica e 2 bilancini di precisione. È stato arrestato. Voleva farla finita gettandosi sotto al treno lungo i binari della stazione di Marano di Mira. Ieri sera verso le 18 l'aspirante suicidio è stato salvato grazie all'intervento provvidenziale dei carabinieri intervenuti dietro segnalazione di un passeggero. I militari sono riusciti a raggiungere l'uomo riconoscendolo perché teneva in mano un lungo bastone come da segnalazione e riuscendo a bloccare il regionale Padova Mestre precipitandosi lungo i binari e sbracciandosi per bloccare il macchinista che è riuscito a fermare la locomotiva giusto in tempo a pochi metri di distanza dall'uomo. Scongiurato il pericolo, l'uomo soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato all'ospedale di Dolo dove si trova tuttora ricoverato. E adesso invece la storia di dolore e di disperazione che ci porta a Marghera dove da questa mattina un 57enne disoccupato è rimasto senza casa. Volevo suicidarmi, volevo andare qui in strada e buttarmi giù sulla macchina e buttarmi giù e non so dove andare. Massimo, 57 anni, ex idraulico, da stamattina sfrattato per morosità incolpevole per non aver pagato 14 mensilità per l'affitto di casa, qui al primo piano di via Ferrara 16 a Marghera. Qui le istituzioni non esistono, sono andato anche al patronato, sono andato alla chiesa, sono andato anche dal sindaco e il sindaco assolutamente non mi ha detto nulla, mi ha lasciato così come che mi vede. Adesso sono per strada e non so dove andare. Mi sono rivolto a tutti, anche la Caritas. Cosa le hanno detto la Caritas? La Caritas, anche loro, mi hanno detto che non possono fare niente, non possono fare niente. Disoccupato da oltre 2 anni, è riuscito a pagare l'affitto con i quasi 500 euro di pensione di reversibilità della moglie. Da maggio scorso, pur essendosi rivolto alle politiche per la residenza del comune, non ha ricevuto alcun aiuto. E loro mi hanno detto che con 499 euro potevo vivere. Praticamente però mi hanno detto che anche con 250 euro una persona può vivere. Non so se è giusto questo delle istituzioni che ci sono qua.
Ma lei ha fatto presente che aveva lo sfratto? Certo, certo, è da 6 mesi che vado avanti e mi mando sempre da una parte e dall'altra. Ora tutto quel che resta della sua vita è racchiuso in questi borsoni, insieme al dolore e alla profonda prostrazione di ciò che in casa non avrebbe voluto lasciare mai. Le foto della moglie, anche i dischetti del matrimonio, tanta roba, tanti ricordi. Fortunatamente a occuparsi di lui la consigliera di maggioranza Silvana Tosi, l'unica a fare opposizione in seno alla maggioranza stessa. E sull'emergenza casa si registra un nuovo scontro tra l'amministrazione veneziana e il Partito Democratico. Oggi il dato preoccupante che vediamo è che in Comune di Venezia, il comune di sua proprietà, ha circa 478 alloggi sfitti, più una novantina in corso di assegnazione, più altri 200 in fase di manutenzione, circa quasi 800 alloggi ancora vuoti. E la risposta che mette in campo il Comune di Venezia è bloccare il bando dell'autorestauro, perché è complicato, perché è molto difficile, non perché non ci fosse domanda, ma perché è difficile fare l'assegnazione. I consiglieri del PD invitano la giunta comunale a tornare sui suoi passi e sospendere la delibera del mese scorso che prevede il blocco di tutti i bandi per l'autorestauro di alloggi pubblici varati dalle precedenti amministrazioni. Il provvedimento era stato motivato con lo scarso successo di queste iniziative che nel corso degli ultimi anni avevano visto effettivamente assegnate appena il 13% delle case messe a disposizione. Se il problema è la procedura troppo complessa, sostengono i democratici, la soluzione è semplificarla, non cancellare l'intero progetto. Perché bloccare un processo virtuoso in cui l'amministrazione a spese zero possa avviare il restauro e l'avviamento di una serie di alloggi, bloccando quello spopolamento che vediamo sotto gli occhi di tutti di Mestre e di Venezia. Quegli alloggi, ribattono dalla Giunta, saranno restaurati coi fondi in arrivo dal programma operativo nazionale Città Metropolitane, invece di restare bloccati in un progetto che ha dimostrato di non funzionare. Ma i democratici citano come esempio virtuoso le esperienze di altre zone d'Italia. Il Comune di Milano negli ultimi 2 anni ha messo a regime oltre quasi 200 alloggi in autorestauro senza spendere un centesimo da parte dell'amministrazione comunale. Il Comune non spinga i suoi cittadini ad ammazzarsi, parole dure verso Cafarsetti da parte della consigliera leghista Silvana Tosi. L'amministrazione comunale stia vicino alla gente e non faccia solo vetrina, ha concluso la passionaria del Caroccio. Inutili le diverse ore di trattativa con Cafarsetti, inutile cercare di assegnare uno dei circa 62 alloggi ATER del comune. La prassi non lo prevede, la risposta dell'amministrazione comunale. Così, fino a martedì prossimo, il 57enne sfrattato di Marghera potrà dormire sotto un tetto grazie alla consigliera leghista Silvana Tosi e lei ad aver anticipato di tasca propria la spesa della struttura che lo ospita. A maggio ho saputo della sua storia, mi sono attivata, l'ho incontrato, naturalmente l'ho consigliato immediatamente ad andare dagli assistenti sociali per chiedere aiuto economico, ma anche dalle politiche della residenza, dalla signora Pavanello, e come vedete non ha avuto fino adesso nessuna risposta positiva. È una vera vergogna, noi dobbiamo essere vicino ai cittadini. Lui era solo questa mattina ad affrontare un ufficiale giudiziario, ho chiesto un'ulteriore proroga di 20 giorni e non mi è stata concessa. A questo punto io questa mattina ho scritto un'ulteriore lettera al sindaco, al vice sindaco, all'assessore Vinturini e al capo gabinetto. Io ho detto che sto aspettando qui una loro risposta, perché questo signore ha bisogno di un letto, ha bisogno di una casa, ha bisogno di assistenza. O vogliamo spingerli i nostri cittadini ad ammazzarci? Basta andare a inaugurazioni, a taglianastri, veniamo qui a confortare i nostri cittadini, a dare delle risposte concrete. Io chiedo questo a questa amministrazione, non è possibile andare avanti così, è una vera vergogna. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La Regione conferma il progetto Stacco dopo gli ottimi risultati e dal Presidente per il Centro Servizi Volontariato di Venezia arriva un appello.
Il progetto Stacco, cioè l'intervento anche sul volontariato, è un intervento che dà delle ricadute notevoli in termini di positività. Basti solamente pensare che l'investimento fatto in questi anni è all'incirca di media di circa 400.000 euro e ha prodotto un valore aggiunto indotto anche grazie al volontariato di circa 3 milioni, quindi un moltiplicatore di quasi 10 volte della somma investite. I numeri parlano da soli. Il progetto Stacco, nato per coordinare le realtà attive nell'ambito del trasporto sociale e nel contrasto delle marginalità, si è rivelato utilissimo, grazie anche alle centinaia di volontari che si mettono a disposizione per trasportare anziani, persone sole, disabili e malati oncologici. Il servizio è più percepito e quindi la gente arriva e si rivolge in misura maggiore ai centri di servizi di volontariato che fanno un po' da raccordo di tutte le varie associazioni. Il problema è che non riusciamo neanche a rispondere all'intera domanda, perché la domanda sarebbe ancora superiore. Il progetto coinvolge le province di Belluno, Treviso, Verona e Venezia e proprio il CAV CSV di quest'ultima ha ruolo di coordinatore. Ma se molto è stato fatto finora, triplicando le aspettative, l'obiettivo ora è creare una cerniera diversa tra le associazioni, la regione e tutte le istituzioni, perché in modo tale da poter dare una risposta più completa a tutte le necessità che sono state presentate. Basti semplicemente calcolare che attualmente il progetto Stacco nella provincia di Venezia viene garantito per circa un terzo delle domande. A Marghera per Natale 52 giorni di appuntamenti dal 24 novembre fino al 13 di gennaio con i mercatini e anche la grande novità, la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sentiamo. Mercatini, concerti, spettacoli, saltimbanchi. Anche se manca poco più di un mese, l'amministrazione si è già attivata per dare vita al programma di Natale con noi a Marghera e Catene. 52 giorni di appuntamenti, si parte il 24 novembre e conclude il 13 gennaio, quasi il doppio rispetto all'edizione 2017, con una grande novità, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che quest'anno sarà installata in Piazza Mercato. Le piazze sono il fulcro della città e la pista verrà messa nel fulcro della città. Ne parliamo in anticipo perché si stanno cominciando i montaggi, quindi la gente deve sapere cosa sta succedendo. Sarà un Natale lungo, sarà un Natale nelle linee dell'amministrazione con manifestazione sempre il venerdì, il sabato e la domenica, e credo che sarà assolutamente un Natale interessante. Per tutto il periodo di apertura della pista saranno proposti corsi di pattinaggio con saggio finale il 12 gennaio. Un programma particolarmente vivo, ha commentato l'assessore al sociale Venturini, frutto di un crescente processo di protagonismo delle varie realtà cittadine. Un Natale che coinvolgerà tutto il territorio, dedicato a grandi e piccini. Un Natale diffuso, un Natale che è la festa dei bambini, ma che troverà anche la festa di chi poi ai bambini deve fare i regali, cioè è un Natale che è anche un momento di particolare attenzione per quelli che sono i commercianti e per quelle che sono le attività commerciali della nostra città. Noi stiamo cercando di articolare sempre un palinsesto interessante all'interno di cui poi si inseriranno le iniziative delle varie associazioni e a creare un tessuto sempre più fitto e con sempre più possibilità in tutta la città. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospiti in studio Simone Scarabelle, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Questa per noi era l'ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una giornata all'insegna di un tempo in genere stabile sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sulle Veneto locali foschie o nebbie al mattino, sulle pianure ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Ampio soleggiamento invece sui restanti settori, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso e con qualche innocuo addensamento. Temperature minime tra 4 e 6 gradi. Valori massimi compresi invece tra 9 e 12 gradi.
Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà possibile qualche foschia mattutina sulle vallate alpine, ma migliorerà a partire dal pomeriggio. Altrove sarà soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per nubi basse e locali foschie al mattino sul Trentino. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime comprese invece tra 12 e 15 gradi. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci.